Salute a tutti. Insieme a Tarros e Azzocca, Neapolis chiudeva a meridione l'arco Golfo di Oristano, o meglio l'Arcadia Sarda. Neapolis distava da Azzocca 18 miglia, 26,64 km, ed era posta sulla confluenza tra il Flumini Manno di Pabillonis e gli Stagni, oggi di Santa Maria, San Giovanni e Marcedì, in origine molto probabilmente uniti in un unico specchio d'acqua. Dai resti della città, ancora visibile, sui quali sono stati disposti diversi scavi, sono emersi reperti ascrivibili a un periodo che va dal Neolitico all'VIII secolo d.C. Neapolis vuol dire nuova polis, o meglio nuova Pula. La Pula era la trasposizione sulla terra in forma di città di una stella. Tres Pulas, da cui Tripolis era la città collocata su tre colli, come Roma, alle origini, patria e luogo santo. L'unione politica di 12 città costituiva la Dodecapolis. Neapolis era posta sulla parte terminale del Flumini Manno, chiamato da Tolomeo Flumene Santo, dove oggi insistono i ruderi della chiesetta di Santa Maria di Nabui. La diva Clumene era equiparata a Flumene e costituiva il lato femminile delle acque fluviali. L'alter maschile, il Rifu, aveva nell'Eridano il suo più famoso rappresentante mitologico. Il fiume Eridano era disegnato nel cielo da una costellazione nell'emisfero celeste australe. Il rio Eridano, in greco antico Erdanos e in latino Eridanus, è stato associato nell'antichità da Eschilo a fiumi reali quali il Rodano, derivato dal rio Dano. Eschilo aveva intuito, ma non risolto l'arcano, in quanto il Rodano è un fiume che non scorre da sud verso nord, qual era il fiume mitologico. Al Rodano manca inoltre la prostesi vocalica, è presente nel rio. Infatti la prima parte del composto Eridano e Rio, riferita senza ombra di dubbio al termine fiume, che in sardo-logutarese si dice rio, in area campidanese aggiunge al prefisso la prostesi vocalica E prima della consonante liquida R, divenendo Eriu Dano. La seconda parte di Eridano, Dano, dà una collocazione certa reale a questo fiume sacro, ponendolo in territorio dei Danus. In antichità Danu era una divinità primordiale delle acque e il suo nome è tuttora compreso nel coronimo Campi Dano, che vuol dire Campu dei Danus. Il limite dei Danus si estendeva all'interno dell'isola almeno fino all'attuale territorio del Sarci Dano, che traduce l'arco dei Danus. Nell'antichità l'arci rappresentava, tra gli altri, l'arco o mandra solare. Claudio Tolomeo documenta che la sua corsa finiva nello stagno oggi detto di Santa Maria, dove un tempo era situata la città lagunare di Neapolis. Nel suo percorso da sud a nord verso il mare, il fiume Riudano compie un ampio cerchio straordinariamente simile a quello riprodotto dalle stelle nella costellazione dell'Eridano. Risalendo le acque controcorrente dalla foce verso la sua sorgente, il fiume Sacco attraversa il territorio del Campo Dano, in cui è posta la cittadina oggi chiamata di San Nicolò di Arcidano, prima di giungere all'abitato di Pabillonis. Qui il rio si biforca, quasi fosse una forcella con due rami che si dipartono da un unico tronco. Il Pabillus era infatti il carro provvisto di una sola ruota, simile a una carriola con due manici. Il ramo del torrente di sinistra a nord si chiama Flumini Malu e quello a destra a meridione Flumini Bellu. Il Flumini Malu costeggia Sant'Uincio, San Gavino e prende gli affluenti di Villanova Forru, dove è presente l'importante villaggio nuragico di Genna Maria, mentre il Flumini Bellu, il cui tracciato segue quello dell'Eridano, diventa Riu Terramaistus quando passa tra Guspini e Gonnos Fanadica, prima di acquisire le acque delle sorgenti posta sopra San Cosimo, in territorio di Arbus. Terramaistus significa terra dei maestri, mentre Gonnos Fanadica vuol dire collina della fanatica, la sacerdotessa pagana del tempio o Fano. Secondo Igino ed Eratostene, nei pressi della foce del fiume Eridano era situata la città stellare di Canoppo. Nella realtà storica sarda, la foce del Flumini Manno, chiamato Santo da Tolomeo nella sua geografia,
esisteva la grande e importante città sarda di Neapolis, che prende il nome da una pula o stella nuova, quindi nova e cana, perciò biancastra, come quella di Canoppo. Con la cristianizzazione dell'isola, ciò che nel Medioevo rimase dell'antica città di Neapolis venne ribattezzato con il nome di Santa Maria, corrotta in Nabui. Diversi scrittori antichi hanno collocato il fiume Eridano nella terra chiamata Iperborea, in greco antico Iuperborea. Dove fosse situata questa terra, Omero lo ignora, tant'è che egli scrive: non è possibile trovare la meravigliosa strada per Iuperborea. Pindaro dice: né per terra né per mare nessuno può scorgere la magnifica via che porta alle feste iperboree. Il fatto che in greco antico Iuperborios traducesse la parola settentrione ha tratto in inganno diversi scrittori classici e arcaici sulla dislocazione reale di questa località. Se si scompone la parola Iuperborea, si rileva una prima parte, Iuper, aggettivo e avverbio di luogo, che traduce il sardo supra, sopra, e un secondo termine, borea, che indica una terra e non solo l'emisfero boreale. In sintesi, Iuperborea è la lieve corruzione del coronimo supra-arborea. L'Arborea o Arbarea era una regione storica della Sardegna, luogo di un regno antico giudicale. Arbarea si rifà all'alba, in sardo arbeschida, rappresentata dal pioppo, l'albero della vita. Il pioppo è chiamato in latino populum, da cui nasce il popolo o popolo. Nel nostro caso il supramonte di Arborea è l'Arburense, segnato dalla vetta del monte Arbu, ovvero sia la cima delle montagne che si ergono dal campo Dano, da cui sgorgano le sorgenti che alimentano il rio Dano. Esiodo dice che il fiume Eridano scorre nell'Iperborea e colloca gli Iperborei presso le alte cascate dell'Eridano. La divinità degli Iperborei era Apollo, dio del sole, chiamato in Sardegna Puddu, Sardus Pater o padre dei sardi, il cui maggiore tempio era ubicato ad Antas, in territorio di Flumini Maggiore. Secondo Pausania, Delfi, sede dell'oracolo di Apollo in Grecia, era legata agli Iperborei sardi, con i quali aveva costituito una specie di gemellaggio. Lo storico greco, in merito al divo con l'elmo pinnato, racconta che i sardi, denominati barbari occidentali, mandarono al tempio del dio del sole in Delfi un ritratto in bronzo del babbai o padre sardo. Pochi luoghi dell'Occidente antico possono vantare le tante cascate o spendulas che si tuffano copiose tra i territori arburensi di Villacido, Flumini, Gonosfanadica, Guspini e Arbus. In Iperborea, dice Erodoto, vi era un complesso sacro con un tempio dedicato ad Apollo di forma circolare e vicino al tempio si trovava la città intitolata al dio. Claudio Tolomeo chiama questa città in latino con il nome di Populum, ossia Pioppo, in accusativo singolare, vale a dire l'Inna Arbu, e la colloca proprio nell'Arburense. Il dato ha dell'incredibile, poiché a distanza di migliaia di anni dalle fonti antiche, nello stemma medievale del giudicato di Arborea compare l'albero o arbure del pioppo, l'Inna Arbu, Costi Arbu o albero della vita. La favola degli Iperborei è suggellata nella letteratura dalla nave Argo di Giasone, che alla ricerca del velo d'oro fa rotta verso l'Eridano nel mare Sardonico. Apollonio Rodio scrive che la nave entrò nel fiume Santo attraversando una profonda palude e gli uomini sentirono un fetido odore sollevarsi da un tremendo vapore. A distanza di migliaia di anni le stesse parole vengono professate da Vittorio Angius quando, citando le paludi intorno al Flumini Malu, descrive il fettore lasciato nell'aria dai vapori delle acque termali. Gli argonauti si recarono nel fiume Eriudano durante il loro viaggio alla ricerca del velo d'oro. I romani chiamavano la guerra indifferentemente con i termini bellum e proelium, che in sardo riportano entrambi al vello. Ancora oggi è presente nell'onomastica sarda il cognome bellu, mentre il proerzio è tuttora usato come indicativo di soprannome nella Barbagia. Il bellu o il vello era l'uniforme sacrale indossata dai sardi, che si rifacevano al vello di Ercole. Nella mitologia, Danao, che si ripete in Dano, era figlio di Belo, ossia di Bello.
A questo punto che dire se il braccio destro della biforcazione del Riudano, quello che porta alle sorgenti dell'Iperborea o Supraarborea, viene denominato Fluminibello, vale a dire vello delle sacre acque? Cos'altro possiamo pensare, sapendo che la località che apre dal mare verso la città di Neapolis è detta Senna e Sarca, vale a dire la porta dell'Arca o dell'Arcadia sarda? Quando le leggende riportano tali e quali i nomi di località e territori esistenti, si può passare dal mito alla storia? A voi la risposta. Saludos!